Buongiorno a tutti dallo stadio La Marcona di Ceregnano. I ragazzi non sono ancora in campo perché, come vedete dalle immagini, la situazione è alquanto monocolore e stiamo aspettando la decisione dell'arbitro che pare voglia comunque giocare, ma sicuramente non entreranno in campo alle 10, probabilmente 10 e un quarto, quindi credo che sarebbe utile riaggiornarci tra 10 minuti, non lo so, qui vediamo poco, probabilmente anche voi, e quindi ci riaggiorniamo fra 10 minuti. Buongiorno intanto.
Buongiorno, ci siamo. Insomma, Intravediamo i ragazzi che escono dagli spogliatoi. Qui non ci si può neanche sedere in tribuna da quanta umidità c'è, è tutto bagnato. Vediamo, non so, dateci qualche feedback su quello che vedete da casa, perché dagli schermi si intravede qualcosa, ma la situazione però pare stia migliorando. sì, un pochino sì, dai. Rispetto a mezz'ora fa, almeno si vede il campo. Sì, esatto, e si vedono le porte, dai. Sì, no, ma secondo me adesso si alza, dai. I ragazzi sono pronti per entrare. Ma il Badia gioca con la maglia bianca? Sì, infatti. Si confonderanno. È una strategia? È una Adesso strategia giocare con la maglia bianca. Sì. No, maglia gialla sì. È tipo tu non hai visto niente. Io non ho visto niente. Sì, esatto. Ma dopo Valentino taglia. Qui non si è sentito niente. Sì, si scivola pure. Ah, giusto. Buongiorno. Giusto che loro sono quelli super gasati, partono sempre a 1000, mi ricordo anche a Badia. I ragazzi sono in campo. Beh, dai. E sa come si vedono. Allora, vediamo di capire la formazione. Abbiamo... No. Destro, Mancin, Piccolo, Pasqualotto, Tomasello, Gargiuolo, Campion, Giatti e poi... Adesso è risceso. Adesso sta sta riscendendo. riscendendo, sì. Sale e scende. Così quasi mi metto gli occhiali da sole. C'è troppo riflesso. Beh, quello è vero. Sembra assurdo, ma effettivamente. Sì. No, ma i microfoni. Minuto di silenzio. Per Firenze. Anche ieri alla partita della Juve l'hanno fatto. Per le vittime di Firenze. Forza ragazzi. È riscesa, prima si era alzata un po'. Non lo so, sì. Sì, no, è quello, anche all'andata Cacca, c'era. Sì. Cacca, Sì, sì, è quello che ha fatto un sacco di gol. Sì, mi ricordo, è quello che ci ha segnato il primo gol di testa. Allora, dicevamo la formazione. Giatti, sì. Oddio, non vedo niente. Vai Eric. In avanti. Ma Champ gioca? Centrale. Ah, ancora centrale. Bello. Vai Pippo, vai Mago. Anticipalo. Bravo. Bravo Eric. Ciao, ciao. Palla.
No, 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 no. Ma siccome c'era ogni domenica. Sì, sì, è vero. Ho capito che comunque fa parte di noi. Penso che è un'altra squadra che ci segue. Rimessa laterale. Tommy. Ah, Niente, oggi così. no, così, Dusan. Dio. Bravo Bello. Matte. Che sfortuna. Gli consigliamo di giocare sulla fascia di qua, che Sì, almeno vediamo. se no il nostro regista si trova in difficoltà. Esatto. Ciao, ciao, ciao. Buongiorno. Bravo. Fatto bene. Mamma mia, anche Eccolo. solo vedere la palla. Bravo Luca. Non so, ma... sentono stack, pack. Ma non potevano usare la palla di un altro colore? Non ce l'hanno qua in queste categorie? Beh, diciamo che potrebbero... Come no? Sì, per la solo con la neve. neve. Ma dovrebbero pensarla Magari- anche per la neve. Magari credo, insomma, i ragazzi del Badia potevano usare una maglia diversa. Sì, in effetti, sì. Prego, prego. Ah, signore. Dai! Dio santo. Non so. Bene. Uff. No, così. Dai Angelo, Attenti. giusto attenti. per la cronaca Bravo! io ho gli occhiali da sole. Ma No, no! così. Signore. Perdere la palla. Bravo. Bravo Matte, Anticipalo perché... Anticipa la lolo. Mamma mia, non si vede neanche di là. Io non vedo. Si vede, dai. Usa un po' la fantasia anche, Cinzia. Sì, hai ragione. C'ho pure gli occhiali da sole perché vedo meglio così. Grande, no? Bravo! Porca miseria. Se la Ah, prende. ecco, c'è Savio in campo, ecco Sì. chi non mi tornava. Non riuscivo a capire. Bravo, Dalla, bravo, bravo. Tommy. Vai Eric. Porta su. Bello! Vai Pippo. Peccato. Miseria. Peccato. L'idea era buona, dai. Dai ragazzi! Non lo vedo. Ecco. Savio. Piccolo. Sì. Oh! Vai Tommy. Portala. Urca. Che sassata. No, lì. Bravo! Signore. Questa è una partita tosta. E c'è pure il mandolone, Matteo. Sì. Bravo Luca. Sì. Sì, ma anche all'andata, Anche all'andata. Sì, appunto. All'andata ci hanno segnato subito loro. Sì, sì. Erano Due volte carichi a abbiamo molla. fatto 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 e poi dopo il secondo Sì, infatti tempo. abbiamo chiuso il primo tempo col 2-2, mi ricordo. Piano. Porca Dai. miseria, Dusan, dai. È Dusan poi. Ah, sì. non lo so. Sì, sì. È lui terzino di là. Per assurdo di qua non ce n'è. Mamma.
Mi metto un po' di suspense. Arca mattina. No. Sì, è cascato da solo. È scivolato da solo, sì. È scivolato, però l'arbitro non può vedere. Dai gli occhiali da sole. Brutto. Dai che vai in angolo. Buono, dai, calcio d'angolo, calcio d'angolo. Dai. Angolo. Dai Cempo, vai su. Dai, champ Adesso nostro. E... Gargiuolo. L'ha spostato. Sta giocando bene in quel ruolo. Adesso, Sì. adesso Matteo fa come si alza dalla sabbia. Lo vedo. Cavone. Angolo. Sì, si sposta. Si era alzata prima. E il 10 chi è? Il 10 nostro è Savioli. Savioli, sì. Niccolò. È un 2008. Porti pazienza se faccio questa domanda, ma lei è presidente? Mister Muscarà. Assolutamente. No, ma l'ho riconosciuto dopo anch'io. Ho capito. Questa Bella. No, perché la barba, gli occhiali. Scusi mister, porti pazienza, ma... Cioè, No, ma anch'io l'ho riconosciuto dopo, sai. Ma Anch'io non dirmelo! insomma, aspettavo che tu ti avvicinassi per dirtelo. Invece mi hai lasciato fare il mio bel figurone giornaliero. ci sono abituato. Come sta mister? Sta molto? Bene, sì. Tanto lavoro, tanto impegnato. Immagino. Adesso sì. Tra 2 anni mi metterò così, insomma, ci sarà l'opportunità, mi rimetto in campo. Bene. Adesso non ce la facciamo. Tutti in pensione, tutti vecchi, io sono, non dico il giovane della situazione, ma adesso 3 colleghi vanno in pensione, siamo rimasti 3. Abbiamo più elicotteri di piloti. Pensa a te. Veniamo rimbalzati, Firenze, Palermo, Milano, quindi proprio non c'è la possibilità Sì, beh, certo, è ovvio che insomma. di tornare in campo. La maestra Raffaella Sta bene, sì, dai, questo, anche lei un po' provata dal tempo. Mamma che liscio. Bello. no, Ma no, lì in con mezzo. calma. Uff. Eccolo. Madonna santa, ma che sfortuna. Ma chi è questo qua che è entrato in campo? Ma può? Ma c'è uno in campo. Ma no, non è il portiere, è uno della... Cioè, ma cosa ci fa in campo? Boh. No, è proprio... Che casino che fanno su, ragazzi. Ma sempre, anche l'altra volta. Sì? Sì, Ma anche sì. l'altra volta sono passati in vantaggio. È che eravamo lontani. Invece qua siamo tutti vicini. Goldin non c'era l'anno scorso. No, molto bravo. Sì. Molto bravo il 6. Nuovi, poi chi c'è anche? No, gli altri sono quelli che Ah, gli aveva altri lei. sono i soliti, sì. Mamma che brutta palla. Manca Caruso che è al Duomo, Sì. Sì, Caruso al Duomo. E poi... qualcun altro è andato via. No, mi pare di no. No. Il 2007 Aaron? C'è, è in panchina. È in panchina. Aaron. È in panchina, è in panchina.
erano nel 2007 che erano C'è tutti Franklin grandi. che l'anno A scorso. Franklin, Destro, destro, Tommy. sì. Però adesso Pasqualotto loro erano qui nel 2006. Sì, sì, infatti. Me li ricordo, sì, Tommaso è venuto spesso con noi. Maghini Anche anche. Angelo è venuto con noi. Sì. Alessio, il Maghini, mago, sì. sì. Abbiamo anche il fratello di Alessio. Adesso Sì, c'è anche il c'è fratello di Alessio che Riccardo. gioca con noi. Non l'ho visto. Perché è un 2008 anche lui. E quindi l'anno scorso giocava nell'altra fascia. E Matteo Centrale, campione. Pare di sì. È la seconda domenica, eccolo. È la seconda domenica che gioca a centrale. Come mai? Manca qualcuno? Non lo so, No, sinceramente. sono stati perché si sono infortunati, perché Matteo è stato fuori per un pochino. Sì, E ha avuto anche- la mononucleosi purtroppo. E anche Piras è stato fuori per un bel po'. È stato fuori, è stato fermo 2 mesi. Sì. Ha un problema, si è fatto leggermente fastidio qua all'inguine. Venerdì. E quindi gli ha Bravo. detto che non se la sentiva di giocare. Bello, Sì. dai Pippo. Ma in avanti però, ragazzi. Vai Dai Union, dai! Mago muori. Prossimo giro, Speriamo. Se Gabutà, ma cos'era? Perché si è sentito il tu. Mi andrebbe bene anche se finisse come all'andata. Buongiorno. Buongiorno. Lui è il mister che avevamo l'anno scorso. Lui è il papà del 6 che le ho detto prima. Eri nascosto nella nebbia? Sono arrivato perché sono Scusa. mi sono spostato qua per vedere almeno a metà. No, ma adesso si vede. No. Troppo indietro. Oh signor. Chiudi. Bravo. Butta la vita. Grande. L'ha tenuto un po'. Ragazzi, c'è il 9 lì, Cioè. Sì, ho capito, ma bisogna vedere se lo vede. Qui questo Cosa c'è? nebbione. Cos'è? Punizione per chi? Badia? Why? Sì. Perché? Mi pare di sì. Sai, non è che si veda proprio benissimo Cinzia, quindi ha Sì, ma non ho capito il motivo, come mai? fatto fallo. Matteo. Non so, non l'ho visto chi era. Vabbè. Boh. Bello. Bello. Ah, Baci. porca loca. E Tommy. No, mamma mia. Ehi, Sì, ma cambia. dagli Angelo. No! Prima. Bravo. Mamma, che rischio. Che se la prende il 9. L'importante è che la veda lui. dove deve tirare. Sì. No, Dusa, non vedo più niente. Non ti vediamo più. Eccolo. Capito se la nebbia gioca con loro? Un po'. Un po'. Mannaggia. A chi gliel'ha Gabri, detto? vieni giù dal letto. Ci sta. Sì. Sì. Non si sente mai. No. Eccola. Dai mago. Nostra. Sì. Dai ragazzi. Come cacchio fai a vederlo? Non vedo, boh. Attento.
Occhio! Oh! Tira giù quella palla, tenetela giù. Ma perché la giochiamo sempre di prima? Perché? Anche Luca non c'è in campo. No, ai panchini. Così. Vabbè. Entra nel secondo tempo quando sono più Esatto. stanchi. No, secondo me l'ha visto in faccia. Ha fatto una pataccia. Notataccia brava. Boh. Palla. Arriva Manca la palla. manca la palla. Così essenziale. Da tutte e due le parti. Rigore. Ma se sbaglio anche all'andata che abbiamo fatto una Non so. Sì, no, il rigore non lo so. Sì, ce l'hanno dato Intanto anche vediamo l'andata. se lo facciamo. Nel secondo tempo ci hanno dato un Ma è rigore. bravo quello lì, tanto bravo. Edo, vai Edo. Ma di solito è più centrale, gioca più al centro. Però, E anche il 6 è 2008 Edoardo. sì. Di Oh, solito mamma, non non sbaglia voglio mai, guardare. Di solito. Ditemi voi, io guardo te. Ma tanto lo senti se esultiamo. Dai, Gold. Non guardo. 1-1, palla al centro. Uff, dai ragazzi. Ah, lui è molto bravo con i piedi, ha senso, è proprio bravo quel ragazzo. Dai ragazzi, Ah, dai è difficile che ragazzi, sbagli dai lui. Union. No, direttore. Proprio sicuro. Si vede un cappero. Jacopo è cresciuto ancora o è rimasto lì? 1,90? Non so cosa vedete da casa. La scuola bene? Noi facciamo fatica qua. Al solito, insomma, dai. sta bene, ancora di nuovo. No, ma tu, ragazzi, ma tu. Ha preso la patente, sta prendendo la patente per la moto. Non inviato del tavolo. In teoria avrebbe dovuto giocare oggi, è che venerdì si è fatto un po' un dolore qua all'inguine, allora Ah sì? ha detto per sicurezza, sì, leggermente, sì. Sì, è peggio ancora, sta venendo nuovo. Fioravanti e panchini? Sì. Ho sentito una mamma fare un commento. No, ma non importa. Mm. Sono andato a vedere la partita della Juve Comunque, con Jacopo ieri. troviamo difficile. Angolo. No, ma gli dica di non farlo. Dai Mago. Siamo andati a vedere il Rovigo, il rugby, che è stata anche una bella partita. Infatti, vi siete divertiti più lì, mi creda. E dopo abbiamo visto qualcosina lì in tv, cioè lui l'ha vista tutta, io invece ero un po' in giro. E dice papà, una roba normale. No, ma guardi che dal vivo molto peggio che in televisione. Ma siamo proprio tristi, siamo proprio tristi. Capisce come non si riesca a recuperare Chiesa, anche Dai ragazzi. Oh madonna. Che giarà. Sì, mister, ma è sempre spalle alla porta, non lo lanciano mai, non giochiamo Dai in Savio. verticale. Quando hai uno come Chiesa Bravo. deve giocare in verticale, noi giochiamo sempre orizzontali. Bravo Non Niccolò. corriamo, non ci smarchiamo. E veramente era 10 metri indietro, ma Ha corso tanto, poveretto, per cercare di andare dietro a tutti, ma ieri sì, il Verona con gli sembrava occhiali il da Barcellona. sole sì. Cioè, ha fatto un bel gol, sì. Esatto. Dico. poi anche Verona si vede male, troppo lontano. È un po' lontanino. Noi eravamo in tribuna superiore, tutto sommato. Sì, non si fallo vedeva di malaccio. Angelo, mi sembra gli abbia tirato la maglietta. Ma l'arbitro è lì vicino. Poco. È quando ci sono le azioni lontane da lui che non Sì, so beh, cosa ma- possa vedere. Ma anche se vincevano. Cioè, l'Inter
Sì, gioca, l'Inter gioca. E diciamo che far giocare in queste condizioni è Contro davvero al capito che era la limite, Salernitana, chiaramente dopo a 3 secondi discrezione avevano già preso dell'arbitro, pali, però traverse, cioè. il regolamento dice che si dovrebbe vedere da porta a porta. Va a momenti, tra l'altro, sale, scende la nebbia. Punizione, e questa è molto rischiosa, Meno ma male per che l'ha tirata fortuna alta, 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 come dice Crudeli. alta, alta, alta. Alta, 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 alta. Sì, sì, ma di solito gioca. Non fate quelle cazzate. Ma perché fate quelle? No, sì, sì, Luca è sempre, lo vedi quando entra in campo perché c'ha un piede bello. C'è un piede Ha un bel delicato, piede. Luca. Sì. Alza Non lo vedo. sguardo quando il pallone lui guarda in giro. Esatto. Non c'è- no. Da Lendinara l'anno scorso ha preso quella pacca al piede, ci siamo separati. Ah, quella la caviglia. La Sì, caviglia. mi ricordo, è Ma vero, infatti, è vero. infatti ogni tanto gli fa. No, sì. Boh. Sì, punizione gialla nostra. Punizione Union. Aspetta, io ho il telefono, devo vedere cosa. Bello! Bello! Brrr. Di Angelo. Bravo! Questo è fallo. Sì. Non protestare, Matteo. State buoni. No, Matteo, ci sta. Giallo. Per proteste. Ci ha ripensato. No, Niccolò, stai buono. E poi solo... Sì, esatto. Che è appena rientrato Nicolò. E poi comunque solo il capitano può parlare con l'arbitro, quindi gli Attento, Luca, altri attento, silence. Luca, Sì. E qua c'è l'effetto vedo non vedo la palla. Oddio, punizione del Badia. Oddio. Simpatico. Per fortuna, butta via per carità. Ma si può? Ma si può con la nebbia usare una palla? Ah, sì? Vedi. Vedi che non dico solo strafalcioni. No, nessuno lo mette in dubbio. Telecronista capo. Sì. Telecronista capo. Bello, bravo. Ma no, in 80.000. Oh là, tanto. Passa via. No, noi lo tiriamo. Vai, secondo. Diciamo che questa decisione è discutibile perché sì. Io faccio togliere doppiamente. No. Domenica scorsa è successo. No, lo tira, sì. Chissà se tornerà. Adesso l'anno scorso si hanno fischiati con mamma mia, un sacco. anche i momenti delicati. No, non guardo come prima. Guarda tu, Biagio, per me. Se si vede qualcosa. Dai, Puri, dai. Come se non
segnato. È andata di fortuna. 2-1. E avanti. Beh, effettivamente, visto da qui con la nebbia non sembrava rigore, poi... non lo so, Dorina. Tutte queste squadre che ho fatto della nebbia, secondo me non giocano. Tutte le altre sono fatte. Non stanno giocando. O è 0-0, o stanno aspettando? Stanno aspettando di giocare. Occhio, bravo Matte. Bravo Angelo. Sì, vai Savio. Ah, peccato. Non ha controllo. Ecco. Sì. Dai. E se vuoi c'è la copertina. Comunque se vuoi prenditela, sai? Mamma che rischio, mamma che rischio. Si vede niente di... Aiuto. Adesso vedete, quando è il secondo tempo ci divertiamo. Di nuovo Sì, è vero, di qua c'è più nebbia. Sì. Vedo un cazzo. Non la vedo. Bravo Pippo, bravo. Ah, Dai, peccato. ragazzi, su. Lasciala. Troppo è forte quel passaggio lì. Ha tirato una sgiarata. Ping! Dicisi sgiarata. Sgiarata. Bene, State buoni. non può abbracciarlo così fortemente e calorosamente. Se gli vuole bene. Gli vuole tanto bene. ci sono i microfoni, no? Bello questo. Ma cosa ha sbagliato? Perché oggi niente pranzo, eh? Zero. Lascialo qua che viene a casa a piedi. Lascialo qui alla nebbia. Mannaggia santa. Dai, prossimo giro. Porco Giuda. Che occasione mancata. Devo Vabbè. ripetere il mio zio Pirillino. No, guarda, avevamo le lacrime. Quando Ve l'avevo già detto, l'avevate già Sì, sentito. però l'hai detto proprio in un momento che ci stava troppo bene. Vai Eric. Meno male. Bella. Uff, bello. Bravo Matteo. Bravo Nano, bravo. Lo so. Poi lui è bello alto. Vai Nicolò. Bello, era bello, peccato. Non c'era nessuno. Nessuno mi è partito là. Quello che si stava scaldando ci deve essere.
che non si sa chi fosse. Occhio. Vai Pippo, vai Pippo. Dalla. Sì, esatto. Dai Matteo. Non vedo niente. Ah. Rimessa gialla. Dai Gabri. Dai che chiudiamo in avanti. Quanto mancherà? Un po' meglio. Manca un quarto d'ora. Perché non abbiamo dice messa. Sì, infatti. Dai che la prendi. Dai Eric! Sta facendo uscire. Non è buttato fuori l'altro. Ah, è nostro. No, non l'avevo visto. Dai. Alessio non è uno che si butta. Proprio hanno sbagliato persona. Perché Alessio proprio non è uno che si butta. Guarda. Cioè, posso solo dire. Guarda, Cioè... parlami di qualsiasi altro, ma non di Alessio. No. Anzi, è anche troppo. Oh! Vabbè. Mi ha tirato la serata così col piede. E tu fallo sempre su Alessio, vero? Sì. Mamma Io mia. giù lo stadio. Ma non ci sarà più simulazione? Non so, vuoi fare la telecronaca anche tu della partita? Niente. Io ci provo a dar via il microfono. Niente. Gli ho chiesto se voleva fare un po' di telecronaca e mi ha detto di no. Hai anche tirato in porta. Esatto. Dai, Eric, tira. Sì, provaci. Eric è mancino. Boh. Sì. Madonna, che brutz. Ha fatto la finta. Bello. Ah, Vabbè, peccato. dai, va bene, dai. Giusta l'idea, vabbè, pazienza, ci stava il tiro. Dalla Dai indietro, Gabri. Piano. Mamma mia, piano. Stoppala, via. Bravo. No, così. Vai Champs, no. Meno male. Sì, sembra durare mesi, settimane questa partita. Perché è iniziata dopo. Duomo, Portoviejo l'hanno rinviata per il discorso della Liga Nord. Secondo me. Può darsi. Ma sai che sì, Invece ma... le altre stanno aspettando per il discorso nebbia. sì, possono Invece aspettare. quella è stata rinviata per il discorso che in città non si possa andare. Beh, ma il Duomo gioca a San Bortolo. Sì, però scusami, lo sapevano da mo'. Beh, Cioè- però lo devono mettere oggi. Sì, ma il Duomo ok. gioca a San Bortolo, sai, quindi. Sì. A San Bortolo giocano. E quindi di là potrebbe riuscire ad arrivare tranquillamente. Quindi noi giochiamo a 2 metri da casa, possiamo venire a piedi quando giochiamo contro il Duomo, che è un mercoledì sera. Domenica prossima siamo tranquilli, Borsera. Sì. Siamo a Borsea, sì. Migliora un po'. Ma non possono venire a giocare di qua. Venite di qua. Appena vediamo qualcosa. Ah. Oddio santo. Bello. Ma il Duomo gioca. Vieni di qua. Vai Tommy. Buono. Tagliela Pippo. Sì. Ah.
Peccato. Adesso è scesa di nuovo. Occhio, anticipo. Aia. Matteo! Oh! Porca puttana! No! Sì! Mamma mia! Grosso. È grosso, hai visto che spallata che gli ha tirato? Ha Qua è perso andata il tempo a bene. dare la spallata a Ma Matteo, ragazzi, così ha sbagliato il gol. Le 2 metri quello lì. Come lo fermi? Dai Matte! Devo dire dei champ perché Matte che non ci va. Bravo. Bravo. Bravo allenatore. Bravo allenatore del Badia. Giusto. Houston. Giusto? In campo bisogna stare zitti. Ah, Sì, amore. sti controlli di palla. Primo tocco di Nicolò, bisogna che migliori. Mamma mia, che liscio. Non so se ha fatto la finta. No, forse sì. Però il risultato è stato ottimo. Beh, c'ha sempre Gli piace fare il colpo Sì. di tacco a Filippo. almeno una volta durante la partita Sì, deve farlo. lo fa. Però spesso gli riesce. Sì, è vero, è vero. Sì. Le magliette resistenti, va. Punizione. Signore benedetto. Fidati che secondo me con gli occhiali da sole ci vedi meglio. Toh. Questi belli rosa per te. Vederlo il regista con gli occhiali rosa. Sì, adesso! Non si vede niente, si vede niente. Mamma mia, che brillo. Sì, un pochetto. Pochetto. Mamma che brutto. Io. Sì, ma passatevela fra di voi. Oh, ragazzi, bravo, Tommy. sveglia, su, Bisognava fare salite. No! Ma Angelo, perché? Ma perché deve fare ste robe che magari lo ammonisce? Ho capito, però non deve Ma non fare deve lo tirare la maglietta, stesso. sennò l'ammonisce. Mannaggia. No, ma è stato bravo, qui è stato bravo perché l'ha Sì, vista beh. e l'ha lasciata correre. Sì, ci sta. Vincenzo, Enzo! togliti quel berretto per favore. Vai, Angelo! Che cavolo! Questa è brutta. Sì. Oh Valentino, anche che provo di nuovo per sabato. Basta che me lo dici, non me lo dici venerdì. Qua c'è scritto un power, mister. Power! Buongiorno. Vincenzo, cos'hai lì in testa? Toglitelo per favore. Sì, molto strana. Sì, infatti, se continua a esserlo nonostante tutto. Bravo Edo. Perché siamo diventati amici? Ma sono amici, cerchi di 5 minuti. Porca miseria. Quanto mancherà? 5 minuti? Sì. 5 minuti più o meno, salvo recuperi. Bravo. No, mamma mia, Angelo. Stava per rifarlo, eh. Bravo. Bravo Savio. Via adesso. Bravo! Bravo Nicolò! Sì, no. Troppo Bravi, avanti. bravi, dai che va bene. L'idea era giusta. Guarda come corre il mago. Riproponi. Perché? Con calma. Ma infatti, non dobbiamo, rincorrerli noi. Signore benedetto. Oh, ma giochiamo molto meglio noi della Juve, ma di quel po'. No, ma ti giuro, non siamo andati a vederla ieri. Guarda che
credimi. C'è nessuno qua. L'uomo! Vai Tommy! Bravo! 3 ne avrebbe subiti di falli comunque. Vai Filippo! A pelo, A pelo. A pelo. A pelo. Sì. Dipende chi l'ha preso. Bello! Dagliela! Ogni volta. Dai. Io da qua non ho... Dai Edo! Dai, la botta in incrocio. In vantaggio noi. Adesso come prima, io non guardo, tu sì. Così vediamo se porta fortuna. porta bene. Cena pagata. Adesso è romantico il gesto. Esatto. Dai Edo. Dai Edo. Sì, mi pare tanto distante. Adesso non vorrei dire, ma è un po' distante la barriera. Sarà la nebbia, dai, non vediamo. Ma Edo batte la punizione. fa il maghetto. Pare anche a me. Porca miseria. È ancora buona, raga. Dio santo. Passala! Porca miseria. Bravo Pippo, bravo. Bravo. Si capisce niente. Punizione per noi. 43esimo. Bravo, sì, 2 minuti. Sempre se non fa recuperare qualcosa. Qualcosa sì, dai, che recupera. Dov'è Champ? Eccolo lì. Dai Champ, un terzo tempo fatto bene. Sì, dai, champs. È un attimo abbracciato a uno. comunque. Sì. Si vogliono tanto bene. Bello! Bravo, Peccato. bravo. Matteo torna. Dai raga, dai Junior! Dai Ale, dai Mago. Dai Mago, le mani, oh, ma non... Fuori? È nostra? Sì. No, nostra, l'ha buttata fuori il Sì, dai, a ragazzino. parte il rigore che Non so che numero ha. per il resto. Ha arbitrato male. 17 solo. Palla. È qui. Edoardo, è qui la palla. Sì, è il 10 che voleva. Dai ragazzi. Bravo. Fuori, dai. Ma no, era Dai, fuori. che fuori, ragazzi. Su. Capisco che avete il dente avvelenato per i rigori. Però era fuori. Ah, Eric. Era fuori anche questa. Eh sì. Non dimmi che si castirà. Sì. Sto calinguine. No. Ma sai, quei gesti lì. Se si così. stira sulla rimessa laterale. Dai, bravo, mister, dai. Ragazzi. Ancora, va che va. Bravo, Matte. Dai, Nicolò, dai. Spingiamo adesso, dai.
squadra, capo. Mamma, eccolo. Sei partito. Adesso Abbastanza accorto. Sì, no, non sta arbitrando male secondo me. A parte sì, insomma, il rigore no, il rigore effettivamente non c'era. siamo al 40. Questo è rischioso, non si vede un cazzo. Mamma mia. Siete in tre su una. Siete tutti lì attaccati. Ragazzi, Perché? e vi ha preso la palla. Eccolo, mamma mia. Oh, ragazzi. Mamma mia. Madonna santa. Bravo Luca. Non è finita, no? No, No. no, non ancora. Mamma, Eccolo. mamma. Grande. Bravo Luca. No, Grande bravi. Luca. Grande Luca, Dio. Grande Luca. Ma buttatela via sta cavolo di palla, ragazzi. No, così. Ma no! Con calma! Calma! Madonna santa. Bene, primo tempo finito. Ci rivediamo fra 10 minuti. Ciao Dieguito.
Eccoci, siamo tornati. La partita sta per riprendere. Tieni in mano. Sì, perché se dico qualche strafaccione Sì, mi anch'io. sul microfono. Esatto. Questo si può vedere, cioè, su Facebook. Siamo live, mister. Salutiamo il mister Muscarà Esatto, che è venuto a trovarci. che è venuto a trovarci oggi. Special guest. Esatto, special guest, special guest. Insieme a Isabel. Due special guest sicuramente. oggi. Sì, sì, cioè, si collega col link e la può vedere da casa. Non so cosa si vede oggi, Sì, ma oggi ovviamente. Si vede sempre meglio dal telefonino, se fai le foto Sì, sì, quello è vero. Bene, riprendiamo. Bravo Matteo. non esagerare. Dai, fai! Via. Oh, Preso, brava! no, ma perché? Cinzia. Perché sei tu Cinzia? Se io qui la vedrei diversamente. Anche moi. Dai, che andiamo! Però adesso si vede decentemente, dai. Sì, sempre peggio la parte destra rispetto Meglio che stiamo di qua adesso noi. stavolta sì. No, così. Eccolo. Mamma, cosa ha sbagliato? Per fortuna! Ci ha graziato. Cioè, io avevo già detto gol. Ecco. Ho già detto gol. Mamma mia. Uff. Sì, ma dopo eventualmente tagliamo i commenti. Beh, Madonna, dai Eric. Anche In nel faccia, muso. Se l'è presa in faccia. Rapido qua allora, dai! Bravissimo! Ha rimessa da. No, fallo laterale. Cosa succede? Ah, perché non vedevo se era di là o di qua della rete. Cosa si è mangiato? Mamma mia, perché l'ha tirata proprio pan così. Aveva leggermente il corpo indietro. Mm. Fortunatamente per noi. Mamma mia, davvero. C'è nessuno che si scalda da noi. In questo momento. Messaggio subliminale. Che aleggia in questa nebbia rudigina. Girati che la prendiamo subito! Bravo a fare i pizzi. E stiamo avanzando come nel rugby, con le touche. Esatto. Dai Angelo. Ah. Metti la giusta palla. Giochiamo a Pimpinella. È bravo quel Bravo 10 il lì. 10. Sì, mi piace. C'è Edoardo lì. Edoardo, lasciala. Bravo. Prima! Tirala su, Edo. Rimessa dal fondo. Tira gold. La prendo il body. Ah, mamma. Bravo Bravo Eric.
Bell'intervento di Eric. Bravo Mago, bella. Dai Pippo. Dagliela. Tira subito. I tempi. No, così. Bravo, così si fa cari, bravo. Bravo Matte. Bravo. Porca trotto. Dai, che va bene. Fuori. Oh, non l'ha segnata. Ma che sfiga però, cioè rimpalli. Ma che scarpe ha che sbrissa? E gli hai messo le pantofole stamattina? No, questa Cosa è successo? ha cambiato rimessa, l'ha data a noi. Perché? Perché non lo so, però era del Badia. Quindi Alla fine provvediamo. buttala via. Perché devono giocare così di... che miseria. E se la Juventus giocava così ieri sera? No. Dai ragazzi. Champ. Bravo, Dadi. Cosa? Là? Vabbè. Di Eric, non ho visto. Vabbè, punizione per il Badia. Stare attenti al 9. Guarda il 9 vicino. A Matteo, vero? Ma ogni volta, ogni partita si trova sempre i Marcantoni da difendere. Sì, Granata, mi hanno... Granada, esatto. Mi sembra di sì. No, Fiora? Sì, è Fiora, dalla corsa è Fiora. Tu Robby cosa dici? È lui, vero? È un po' goffo. No, dai. Non ho visto, per fortuna. Mette ordine. Ci No. vuole Luca che mette ordine. Sì. Dai Luca. Buttala su. Bravo Edo, sì. Buttala via da qua. Peccato. Mamma. Bravo. Bravo Angelo! Andiamo, dai. Un po' di tifo qua. Se mi tocca. Sì, dai Boni, ci sta, è giusto. Sì. Questo è rischioso. Questa è brutta. No. Questa è brutta. Aiuto. Meno Si sono scontrati fra di loro, per fortuna. meno male che sono scontrati fra di loro. Perché sennò rischiavamo. Sì, ma adesso stiamo troppo schiacciati. Siamo troppo sulla difensiva, bisogna andare anche di là. Che tega. Via, bravo. Vai Pippo! Mamma che se la prende. Vai Alessio, vai Mago.
Piano! Aprila, aprila. A chi la dà? A chi la dà? No, era gialla stavolta. Questi qua sono così agitati che mi mettono agitazione. Cioè, tutti- Dai ragazzi! Anche Altocolesi nella vittoriosa di Aia, aia. Mamma mia. Per fortuna. Dai, però cambia. Mamma. La Maremma. Mamma mia, bravo Matteo. Grande! Però il ragazzetto parla un po' troppo. Il 4 parla un po' troppo per i miei gusti. È sempre lì che fa così. 4 nostri. 4. Dai. Dai, cambiamo anche noi. Entra lui. Ah no, si sta ancora scaldando. Mannaggia È lì che si le... capire dov'è. Si sta proprio caricando, dov'è. si sta caricando. Tu sai quanto ho dormito stanotte lui? Te lo lascio immaginare. Si sta caricando, si sta caricando. Siamo troppo schiacciati. Sì, guarda, dobbiamo salire un po' perché sennò... Con Bravo calma, Luca. piano, Sì, perché abbiamo fretta? piano. Ti- Via. Non sai che non ho neanche guardato? A che ora è iniziata? Tu hai visto? Vai Filippo! Ah, no. Ah, no, è mago. Mago, scusa. No! Meno male che sbagliano anche loro. Dai, chiudi un po'. Bellissimo. Buttala, bravo! Bravo, bravo! Hai 100! Dai Uno, dai! Un paio di tuoi acuti mancavano, Cinzia, però. Sì, scusa. Ah, la Maremma. Belli. lo striscione. Ne volete fare un po' troppe, però, Adesso vado dai tifosi avversari. Vai, vai. Comunque se volete anche voi un po' di telecronaca ve la lascio. Ah sì. Ci ho provato. Ci sta. Io provo a sbolognarlo a tutti, anche agli avversari. Occhio, occhio, occhio. Bravo Luca. Mamma mia. Siamo troppo bassi. No, cioè, Siamo troppo bassi. non voglio chiamare, anzi non dico niente. Chi si sta scaldando insieme a Fiora? Mi sembra il maghetto. Ah, sì. Bello. Bello. Solo che è solo. Vai Matteo, vai. Dio buono. È Pippo. No, Matteo. Calcio d'angolo, dai. Calcio d'angolo. Ma è bravo Filippo. Dai Champ, facci un gol. Dai. Che adesso dà geometria alla squadra. Dai Fiora. Sta per entrare Luca. Ti fa un tacco? Porca miseria, dai Matteo. Ah, bello! Bello! Mettila. Mettila. No, peccato. Peccato. Bella l'azione. Sì. Dai! E ancora così! Direttore, cambio. Entra Luke. Dai Fiora. Esce Nicolò. Entra Fioravanti ed esce Saviano. Savioli.
A tutti, di pesce, di alla pesce, grande. di pesce, Tutti al mare. Sì. pesce. Beh, ma per andare a mangiare pesce ci andiamo volentieri Arriviamo lo stesso. stasera, a 6 per cena. proposito, ve lo dico, l'ultima partita di campionato andiamo a mangiare a Chioggia, che siamo a Cavarzere, quindi tenetevi liberi. Liberi con 2B. Vai Pippo! Bella Bello! Pippo! Mamma mia! Allora, no, bel Pippo, tiro anch'io. e bella parata. È stato bravo anche il No, no, portiere. bravo anche il portiere. Sì. Bravi tutti e due. Bravo Pippo e bravo il portiere del Badia. È nascosto il centro. È mimetizzato. Gaffemo. Battilo bene. E Champ. Sì! Che miseria! Giuda. Matteo torna. Eccolo. No, Aia. preso Secondo una me ha botta, preso sì. una botta. Arbitro, mani! Matte torna. Rovescia. No! No! Aia, Matteo va male. Mister Matteo, la caviglia mi sa che si è lasciata. Sì, non so, lì Quando ha secondo tirato il me tiro lì. caviglia o ginocchio, non so. Ecco Michele con la sua Questo passo ci sta troppo bene. Papara, 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 manca solo che si sia fatto male, poi siamo a posto. Ah, signore. Ginocchio o caviglia? Non No, la capisco. caviglia. Secondo me quando ha tirato ha preso una botta. No, è un po' più su. Stinco? Boh, può essere. Spray magico e passa la paura. Dai, già cammina meglio. 10. Sì, è vero. Cosa? Inizia a vedersi. Bello, grande! Vai Filippo! Martina. Brutta questa. Ma cartellino? Questa è cartellina? Cartellina? No? Dici di no? Insomma, da dietro. Ci poteva stare, dai, vabbè. Va bene, va bene. Scaldiamoci. Io non ho freddo, per fortuna. No, neanche io, è tanto per fare qualcosa. Ecco la Mirna. Uff, bello, No, peccato. L'avevano già fatto nel primo tempo il nostro schema. Alto l'angolo. Angolo. Ma andiamo. No. Urca la miseria. Era che l'ha mancato. Bello! Se fa un gol così, paghi cena di pesce per tutto l'anno. A tutti i sabati sera festò. Sì, no, ma pagava anche per voi. E suo papà e lui, quindi. Ah, che brutto. Via. Vai Luke. Mamma. Porca miseria. Ecco. Rigore. Questo pareggia quell'altro.
Dov'è il papà di quella Lazio? Dov'è il papà di Ciao, quella ciao. Lazio? Lo vogliamo calmare. Vabbè. Dai Luca! Fortuna che c'è anche il dirigente degli arbitri. Ah sì? Dai Luca, dai Luca, dai Luca, dai Luca, dai Luca, Rigore dai per il Luca, Badia. dai Luca, dai Luca, dai Luca. Dai che la pari. La toccata è andata sul palo. Grazie, grazie. Si agita troppo. Che bravo Luca, bravo. Bravissimo, bravissimo. Bravo. Grande Luca! Vediamo Piras che si scalda con il maghetto. Sì, adesso sì. Ah, Eric. Fai, dai! 25 minuti. 25 minuti. Sì. Manina? Sì. Sì. Ci sta, Manina ci sta. Le nebbie si diradano. Sì, sì. Adesso sì, dai, adesso si vede bene. Più che altro è un po' più alta rispetto a prima. Prima era davvero. Adesso si vede qualcosa. Filippo. Ah, peccato. Tanto. Dai ragazzi. «25 minuti, manca circa. più o meno, sì. È solo perché abbiamo il regista. Regista, speaker, Tutto. C'è tutto. Bravo. Bravo Pippo. Certo che Alessio non si stanca mai, eh. Adesso le zampe. Bravo. Gabri. Bravo Gabri. Angolo, sì. Bravo Gabri. Dai, ma che cazzo ci vuole, non so. È concentrato, non lo distrarre, per favore. Urca mattina, signore benedetto. Dai Matte, dai. Uffa. Sì, Simone e il fratello di Alessio, Riccardo. Attento al 9, attento Cempa al 9. Bravo, Bello. bello. Ma è bravo. No, ma il 10 è bravo, Il 10 è bravo. Cioè, no, Cioè, no, ce n'hanno diversi di bravi. Sì, è una bella squadra, Badia, assolutamente. Mamma mia, uff. Ah! Questa è brutta, sì. Questa era bruttina. Ci è arrivato con un po' di fuoco. Sì. fatto dannare in 2 partite, adesso non lo vedo bene. Chi è? Ah, c'è già arbitrato. Io non me lo ricordo. Ne ha fatte di ogni.
via. Sì, dai, dai Alessio. Dai, dai che è nostra. Cos'è che ha detto? Dal loro punto di vista fa, guarda che l'abbiamo sbagliato l'altro rigore, ne abbiamo bisogno di un altro. Girala, bravo. Vai Gabri, dai, vieni su. No, Ah. Gabri. Dai, dai, non importa. Siamo al 70°. Ah, che è cascato da solo. No, perché lui cercava l'appoggio su Angelo. e lui Angelo si è gliel'ha tolto. spostato. Ed è caduto. Sì, dai, l'ha fatto fallo. Sì. Non così come sembra cattivo. Anche perché se già... Ah, si è già tirato su. Questo era un bel tuffo da piscina. Carpiato. Sta riscendendo la nebbia Sta comunque. riscendendo la nebbia, sì. Mamma che brutto. Nostra. Lascia. Ma che angolo? Ma di che? Ma no, veramente non l'abbiamo no. toccata noi, eh. Ha morito il guardalinee! No, non ci credo. Sì, ha morito il guardalinee. Beh, ti ricordi anche a Badia? Sì, anche No, ma davvero? Sì, l'abbiamo già vista, sì. Forse è il caso che pensiate a un sostituto. Ha urlato. Ma non era angolo, ma neanche se vuoi. Bello, bello! Vai, Mago! Tira! Vabbè. Venite di qua anche, ragazzi. Vai Dani! A mamma! No, è fuori, belli! No, è bravissimo, no. È bravo. No. Sì, dai, ha sbagliato, è però. bravo. Dillo lì, il 10 è buono da niente. No, non è vero. Il 10 è bravo secondo me, però. Anche secondo mi dicono me è dalla squadra bravo. avversaria in maniera diversa. Per noi Oggi invece... il 10 non mangia a pranzo. Ok. Mi pare di aver intuito che è il papà del 10. Piano, Uffa! piano, maglietta. No, infatti, sta peggiorando adesso sta che siamo peggiorando appena di nuovo. Manca ancora un bel po'. Siamo al 73esimo. Ma ci sarà sicuramente un Ci recupero. sarà un bel recupero. E quindi almeno altri 20 minuti. È uscito Eric, è entrato Riccardo. Almeno mi sembra Riccardo. No, questo è Maghini. È il fratello Maghini 2008. Maghetto. soprannominato Maghetto. Esatto. Bravo, Sì, sì. Mette tanta grinta. Fisico e... Mette anche i minuti nel nato. 73esimo. 74 adesso. No. Bravo, mamma mia, bravo Gabri. Dagliela. Bello!
Vabbè, era buono. Sì, 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 è stato bravo. Mamma mia. Ho visto il bel faccino di tuo figlio. Anch'io. Tacchetti. No, io gli ho visto invece la ginocchiata in faccia. Però per fortuna c'è andata bene. Aia. Bravo! Poi guarderemo dalla moviola. Se io fossi 90esimo minuto. se io fossi il capo degli arbitri, le chiederei la partita, gliela farei rivedere all'arbitro. La svirgola. Che si rendano conto delle cappelle che fanno, però. No. No. Non l'ha toccata nessuno dei nostri, per fortuna. Visto che hanno la fortuna di avere una diretta, gliela farei vedere io agli arbitri. Ma quando c'è stato il fallo su Angelo a metà campo senza palla contro sappiamo chi, purtroppo non si vedeva. No, quello sì. Ah, ok, ho capito. Perché il dirigente nostro me l'aveva chiesto. Mi ha detto puoi vedere se. Però non si vedeva perché la palla era da un'altra parte. Ovvio. Umido. 8 gradi. Bravo. Beh, No, bravo. da lì. Vai Pippo. Vai Pippo. Tu Reda, ti lo mangi Reda. Aiutatelo. Bravo, dire. È caduto Direttore! dalla fame. Sottotitoli sotto, metti i sottotitoli poi. Gioca agli esterni. Ecco, abbiamo i suggerimenti. Finisce più sta partita. Mamma mia, le longa. Nostra, vai. Vai che va. Ma sì che. Mamma Champ. No, troppo lunga. Devi tornare, Matte. Mettila anche il fallo laterale. Bravissimo! Bravo, Dusan. Bravo! Dai che va bene! Cosa succede adesso? Cambio. Cambio, entra il 14, esce l'8. L'8, sì. Mamma mia! Ma che rimessa è questa qua? Vai Luca! Mamma mia, la testa. Aiuto, cioè ho visto la. Ha rischiato. È già in piedi. Posso. Nuovo. Ha preso la botta. Costato. Gli manca respiro. No, Luca! Le mani al collo. Sì. Giusto. Lascia stare Luca, dai, basta. Buoni ragazzi, buoni! Sta a farti niente! buttare fuori, fare niente. Buoni. Luca, stagli lontani che stia lontano. Mamma santa. Dai, che è stata una bella partita fino adesso, è stata buona. Non stiamo a rovinarla per ste stupidaggini. È fuori gioco. Questo sì. Urca la mattina. Nostra. Sì, bravo Luca. Che fatica. Che fatica vivere così. Prima di sera!
Dai che finché non pareggiamo non andiamo a casa! Facilità di calcio, ragazzo. Sì, Sì. sì. Sì, c'ha un No, piedino anche lui. Bravo, porca miseria. No, è bravo. Edoardo è bravo. Adesso ogni tanto chiamano Jacopo nei juniores perché gli manca il secondo portiere. E ogni tanto è venuto anche lui. Ha giocato, con gli juniores, quindi con gente che ha comunque 3-4 anni in più di lui. È stato uno dei migliori in campo. Ma poi è uno che guida, parla, Sì, è uno- aiuta. Signore, che ansia. Siamo Ragazzi, all'80° in questo momento. 10 minuti più Più recupero. recupero, quindi vuol dire 15. Sì, bravo. Mettila giù. Bravo. Bello! Vai Pippo. Vai Pippo! Bello! Madonna, ma che sfiga che abbiamo! Se c'era un rimbalzo favorevole lì. Luca, ho paura. Vai, piano, Luca. Piano. Bravo. Un po' più indietro, grazie. Era almeno lì. Ah, ma anche questo però. No, non fa scena il nostro Dai. 9, fidati. Il nostro 9 non fa scena, fidatevi. No, fidati, non fa finta. No. Meglio che vai di là, va là. No, guarda, non sbaglio proprio. Tutta la squadra vale il 9, è proprio quello che non ne fa meno di tutti. Proprio no. Che fa finta che si tuffa, dai, tira più su. Cioè, bravo, esatto. E ci metterei la mano sul fuoco. La moneta. Dai, Mago, dai Alessio, dai. Lo so. No, vi sbagliate proprio di grosso. Ma comunque. Sì. Tua Luca. Devi rientrare, ne abbiamo due soli. Siamo al 96esimo, dovrebbe fischiare. Ah no, scusa, 82esimo, scusa. Fuori con la squadra! Sì, previa sì! Insomma, Più di là! Ragazzi, ci vogliamo. Bravo! Mamma mia, Uno ce n'era! beh, è stato bravo a prenderlo però. Bravo Corte! Alzatevi ragazzi, alzatevi, su. Ci fai, vai! Prendilo! Prendi ancora! Apri. Vaci, Pippo! Ah, perché l'ha svirgolata, sì. Alza! Bravo Luca! Vieni! Bravo. Sì. No, con calma, perché? sempre di Dai che prima. la prendi! Bravo! Io amore, ragazzi, ma allora anche
Che questo è giallo. Sa- Questo è giallo! Ma non è giallo, è bianco! Rosso! Buoni, buoni, state buoni, state buoni. Va giallo, giallo se no. Abbiamo un sacco. Considerazioni così amichevolmente di una partita che non finisce più. È iniziata alle 10 e è mezzogiorno e ancora deve finire. Non si sa perché. Ascolta, ma la gente che si sta scaldando. Ma determinate situazioni non si sa. Sarà 20 minuti di recupero. Questa no, questa non l'ha battuta bene. Però, Era distante anche. però ci sta, ci sta. Ci sta, ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta. Nostra, nostra, nostra. Guarda Edoardo dietro. No, scherzavo. Teniamo la palla lì. Esatto, intanto stiamo lì. Intanto stiamo lì. Dai Union! Scusa, No, ti ho sfondato l'orecchio. Ah, ti ho detto quanto? Non sento più. Ah, ti devo dire. No, sarà. Dai, è oltre. Adesso se doveva morire. Ma infatti io se fossi un arbitro, tutti quelli che simulano li ammoninerei tutti. Sì, sarebbe da fare. Dai, 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 c'è un quarto. Oh, non c'è nessuno! non c'è nessuno di noi lì. Non ha usato tanto delicatezza. Non ha usato tanta delicatezza. Sono più stanco io di loro. Oh, veramente. 3 minuti. Altro che altro che 3 minuti. Vabbè, Oh, se si fa male. Se si fa male. No, no, visto. ho preso una botta di coraggio da dietro. Comunque siamo buttati È tardi, è tardi. No. Sembra co. No, recupera, voglio se recupera. Ecco. beh, ho capito. Guardalo sul posto. Porta fuori a te. Che lo ringrazi così. Uno dei 12. Ma chi è? È destro. Tommy. Dai, prima di sera! Madonna, oh. I 4. Siamo stati sereni. Guarda come arriva. Ancora? Che palle sta nebbia, oh. Si è entrato. Simone. Simone, È prima. entrato Simone. Non so adesso come si sistema nel campo, Buono. Madonna, Pippo!
Comunque quello che fingeva è uscito. 2 minuti. No, è uscito. Tom è È uscito Tom. E zoppica anche. Così. Fino in fondo, fino in fondo, fino in fondo. Oh mamma. Buona, buona, sta buona, Cinzia, sta buona. Sta buona, Cinzia, sta buona, dai. Che fino adesso ci siamo divertiti, dai. No, non c'è. No. Ma che fuori gioco! Madonna, signore. No. Siamo al 90esimo. Oh madonna. Ma sei solo. Dai, ragazzi, è sempre loro. Oh, è sempre loro, Che siamo tutti chiusi. Ma buttala via sta palla. Bravo Alessio comunque, sì. Farà 600 km ogni partita adesso. Perde 1 chilo. Sì, di più anche secondo me. Vantaggio, bravo, dire! Sì, 5 minuti. Dicono. Farina, sì! Dai. Stai tranquilli, fai! Giocare, dai! Ha dato fallo a munizione ad Angelo, Sì, ma no, ci stava. No, ma ok fallo, ma ci stava anche la munizione. Non sai, Non mi esprimo. una domanda difficile. a Cerco di questo rimanere super partes. minuto. Sei troppo diplomatico. Siamo al 92esimo quasi, manca 3 minuti. Che fatica. Tensione. Se vogliono fare un cambio loro. Perché è entrato il Ho paura. fare fallo. Cioè, veramente. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, in mezzo, ce n'è uno libero! Il 4! Il 4! Anch'io pensavo che la prendesse. Secondo me non se l'ha vista Si bene. vede che era. Cosa c'è? Come all'andata? Per- È la prima volta. No. Cioè, ha espulso il guardalinea. Io è la prima volta che l'ho visto. Hai visto? Ma che cavolo ne so? Anche Riccardo? No, l'hanno rimpiazzato. mi sono dato lì. Che è solito. Ma che cosa gli ha detto? L'avrà mandata a quel paese. Ah, signore benedetto, io spero. È trattenuta! Bravo Via. Pippo. Cosa? A chi? Al 4? Ale. Dai, va bene. Quanto cavolo manca? Un minuto? Un minuto, anche Sì, due. 1 minuto, 2, 3. Qua finiamo.
Manca un minuto scarso. Secondi in Ma tanto teoria, recupererà qualcosa. ma andrà avanti ancora un po'. Tira da susto. 94esimo e 30. Tienilo lì. Bravo. Dai Julio, facciamo il testo. Sì, ciao. Bello, bravi. Tienilo lì, tienilo lì. Dai Gabri, dai Gabri! Troppo spazio. Bravo Luca, no, Nostra, 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 nostra. bravo Lucas. 95esimo! Lunga, lunga, lunga! Sì, va bene, va bene, va bene. Fuori, 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 fuori. È finita, guarda Saremo l'orologio. quasi al 96esimo. Bravo Matte, bella rimessa. Dai però. Fa sempre le piroette. Ozzo, lascia. Bravo Edo. Ma che sofferenza. 96-20, 96-20, 96-21, 96-22, 96-23. 96esimo. Bravo Edo, calma. Edo, tirala in porta dall'altra parte, per favore. Sì, infatti. Mamma. Ecco Edoardo. Sì, anche secondo me. Salta Borsea. Secondo me l'ha fatto apposta. Cosa c'è? Ma da quando? Ma che ne stai dicendo? Ma no, caro, ma no. Ma cosa state dicendo? Ma fischia alla fine! Spegni, per carità, che così posso dire qualcosa. Mamma mia, scusate, è stata una partita davvero intensa e è finita 2-1 per noi. Abbiamo ancora Alessio a terra. Comunque Alessio è a terra in ogni caso, poretto. Dategli uno sguardo e ci vediamo domenica prossima. Ciao. A Borsea, arrivederci. Anche a te, buona domenica.